Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto nel titolo, oggi parlerò di riallineamento del peso, perché molti iscritti al canale o che si sono giunti ultimamente o anche clienti mi contattano in PVT, al telefono, su WhatsApp, in Telegram per sapere appunto se esistono dei circuiti o dei sigilli che aiutano un po' a riallineare il peso, che detto brutalmente vorrebbe dire dimagrire, però chiaramente il discorso è un po' complesso perché noi dobbiamo capire che il nostro, quello che noi pensiamo che sia grasso, cioè gli adipocidi o quel peso in più che non avevamo magari qualche anno fa, è una riserva di energia e quindi di conseguenza questa riserva di energia chiaramente a una certa età potrebbe dar fastidio, ma a un'altra certa età con determinate situazioni potrebbe essere di aiuto. Quindi bisogna sempre valutare caso per caso momento nel momento della vita, anche perché ci sono momenti molto particolari in cui stiamo sotto attacchi che magari qualche chilo in più dà una mano, dà una sicurezza anche perché copre i nervi. Quindi sempre a dipendenza della situazione, del momento della propria vita, anche il peso ha di conseguenza un valore. Quindi ci sono momenti in cui magari si può mettere su qualche chiletto, ma anche 30 o 40, perché ci sono situazioni da saltare via, da passare e quindi il nostro corpo inconsciamente ci protegge col cibo. Chiaramente una volta il cibo era scarso e la gente moriva di fame. Quindi vi dico questo perché molte volte la gente pensa che andare su di peso o essere un po' più pesanti del solito in un determinato periodo della vita è negativo. Questo è un falso messaggio che viene passato dai mass media. Invece molte volte andare su di peso per alcuni periodi della propria vita è anche una difesa che il corpo inconsciamente crea per farci superare certi ostacoli. Poi è anche vero che però se non si protegge bene il nostro corpo anche nel senso se non si supera questo stadio, cioè riportare il peso forma nel proprio corpo, ci sono delle conseguenze. In un libro bellissimo di Alexandra Rendel parla chiaramente che le feci che ristagnano negli intestini alcune volte possono fare in modo che parassiti astrali si annidano e quindi ci vuole un corretto uso anche degli intestini e farli insomma evacuare in modo corretto. Quindi chiaramente bisogna sempre avere la possibilità di camminare almeno per 3-4 km ogni giorno, questo per qualsiasi tipo di età, perché a questo punto quando una persona attiva il metabolismo camminando, attiva la peristalsi e quindi le feci hanno più facilità a uscire dagli intestini. Poi un'altra cosa importante è l'alimentazione, cioè come dice il maestro Cerquetti, è meglio sempre non mangiare carne, non mangiare carne perché appunto si prendono le vibrazioni della morte dell'animale e quindi di conseguenza quando una persona mangia carne o tanta carne di conseguenza si tira nel corpo astrale anche il dolore dell'animale che è morto. Questo lo spiegava bene anche Rudolf Steiner. Quindi cari amici, il vostro Marietto sapete dove trovarlo, con la radionica si può fare molto, si può in un certo senso, come si suol dire, impostare delle onde o delle frequenze di onde di forma in modo che il nostro subconscio, il nostro corpo astrale venga aiutato a riallineare il peso corporeo. Questo lo si può fare, io ho già promosso dei circuiti gratuiti sul sito del capitano.altervista.org, ma sono generici. Di solito le persone mi chiamano e mi chiedono il tempo. Allora, prima di tutto bisogna capire una cosa. Il tempo dipende anche sempre dalla vostra disponibilità ad avere un'alimentazione corretta, valutate dal vostro Marietto Veneziano se vi rivolgete a me, e equilibrata anche con le vostre tempistiche, cioè se voi a un certo punto siete sotto stress, sotto attacco e magari è meglio iniziare un'alimentazione corretta
Sì, ma a gradini molto lentamente. Il circuito radionico serve moltissimo, questo sì, però ha i suoi tempi di attivazione, nel senso che magari lo attivate adesso, ma sul corpo astrale riesce a influenzare magari fra un anno e mezzo. Il sottoscritto ha perso 44 kg, una volta pesavo più di 110 kg, adesso ne peso sui 76, ma sono sceso fino a 68. Chiaramente 68 non era proprio il mio peso ideale per la mia età, però ho voluto vedere cosa succedeva giù a 68 kg, adesso peserò 76-78 kg, ma per la mia età va più che bene ed è una cosa ottima. Ho chiaramente eliminato la carne dalla mia alimentazione, perché il vostro marietto veneziano prima era un carnivoro e chiaramente le cose vanno molto meglio. Quindi a tutti quelli che mi contattano si può fare qualcosa con la radionica, è un supporto, ma il supporto deve essere anche alimentato e sostenuto da una sana alimentazione e anche da un sano movimento fisico. Cioè non è che il circuito radionico a un certo punto fa finire il cibo, la voglia di mangiare o in un certo senso quello che mangiate ve lo fa dividere in due per le calorie, ma dà lo stimolo a tutto il corpo eterico per iniziare un dimagrimento, cioè un riallineamento del peso. Da questo stimolo che può essere fatto in vari modi, no? Nel senso che può attivare dei processi mentali che vi aiutano poi a trovare la soluzione per non mangiare più, come è successo nel mio caso. Ho messo il mio testimone dentro il circuito e dopo un anno e mezzo, scusate, ha iniziato a funzionare. Bene, cari amici, vi dico questo perché così se mi contattate per riallineare il peso sapete un po' cosa vi aspetta. Il circuito radionico si può fare anche un buon sigillo operativo che vi aiuti in modo più corposo, più potente, chiaramente questo ha altri prezzi, ma alla fine poi siete voi che dovete con un percorso alimentare corretto aiutare sia il sigillo che il circuito radionico nell'eventualità scegliete queste opzioni. Bene cari amici, il vostro Marietto Veneziano vi saluta, vi chiede se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale della Hildegarda, del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei gruppi Facebook e di Telegram e di mettere un bel super like se avete voglia, perché tira sempre su di morale e fa sempre felici. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!